Siamo con coach Mastro Giovanni e coach Vecchiato. Allora, si sapeva che sarebbe stato un cliente difficile l'avversario odierno ed è stata una partita effettivamente molto tecnica, molto fisica soprattutto. Sì, è così, ma un po' ce l'aspettavamo, forse non ci siamo fatti trovare pronti, forse il loro atteggiamento è stato al di sopra di quello che è stato il nostro atteggiamento, e quindi abbiamo concesso delle cose che normalmente non concediamo, abbiamo fatto degli errori che normalmente non facciamo, incassiamo come è giusto che sia, perché comunque nulla toglie a tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, però incassiamo. Adesso vabbè, Mantova ci è andato davanti e sarà una rincorsa, abbiamo Coppa da pensare, che è comunque l'obiettivo importante, quindi dobbiamo recuperare le energie e buttare via come sempre, come abbiamo sempre detto. Ci staremo male fino a stasera, fino a mezzanotte, e poi da domani cominciamo a pensare a Iesi, che è l'obiettivo, la prossima partita che dobbiamo fare, insomma, ricaricando le batterie e buttandoci alle spalle sta sconfitta. Vecchiato, peccato aver perso soprattutto davanti al vostro pubblico, il palazzetto come sempre era bello pieno anche oggi. No, la risposta dei tifosi è sempre ottima. È chiaro che la sconfitta, come tutte le sconfitte, fa male. Diciamo che la partita è sempre stata abbastanza equilibrata. Peccato perché abbiamo fatto 2 errori singoli che hanno indirizzato la partita, ma non è questo che macchia una stagione, non è che è una sconfitta che ci può stare. Chiaramente la sistemeremo, però ripeto, gli incidenti di percorso fanno parte della strada. Delle volte bisogna capirlo e affrontare i problemi e andare avanti. Indubbiamente. Da quale consapevolezza si può ripartire comunque dopo questa partita? Consapevolezza ce la siamo costruita durante tutta la stagione, quindi ripeto, nulla toglie questa sconfitta a tutto il percorso fatto fino adesso, che mi viene da dire percorso quasi netto. E veniamo, non lo so, da 16-17 risultati utili consecutivi, con 15 vittorie, 16 vittorie, un pareggio, adesso non ricordo, per cui purtroppo in questo momento qui è il momento peggiore per mollare punti, però ci serve proprio in questo momento qui, forse è una cosa che ci serve per ripartire forte, per andare a ricercare, ripeto, a preparare bene la settimana per Iesi, che è il prossimo impegno importante che abbiamo. E anche per riflettere, coach Vecchiato, sugli errori che avete fatto in modo tale da non ripeterli con Iesi e con le successive. Chiaro che sì, è che sono stati 2 errori che di solito non si commettono, quindi è chiaro che gli infortuni di gioco ci stanno. Poi la differenza è davanti alla porta, loro hanno avuto quei 2-3 regali che noi non abbiamo ricevuto, e in una partita del genere hanno fatto la differenza. Poi possiamo dirci che qualcosa abbiamo anche sbagliato, che ci sono delle cose che sicuramente bisogna sistemare, però chiaramente gli infortuni di gioco hanno aiutato, ecco, questo senza dubbio. Presidente Marco Chiozotto, chiaramente così a caldo prevale il rammarico, ma al di là insomma di sentimenti che possono dare una sconfitta, che partita ti è sembrata? È stata una partita come altre che abbiamo iniziato in maniera negativa, perché siamo andati sotto, come eravamo andati sotto anche qua in Coppa col Pordenone, però oggi il Pordenone è riuscito a mantenere alta l'attenzione e noi abbiamo regalato 2 occasioni che ci hanno tagliato le gambe e non siamo più riusciti a rientrare in partita. Purtroppo ci sta, tante volte se ci fosse una matematica sullo sport tutti quanti sarebbero in grado di vincere, ma lo sport è bello anche per questo, senza nulla togliere comunque al Pordenone, che ha fatto un'ottima partita, ha fatto di cuore, di gamba ed è riuscito a vincerla meritatamente. Si tratta comunque di un incidente di percorso, per quanto doloroso, per cui non è sicuramente il caso di buttare via il bambino con l'acqua sporca, è un incidente di percorso che non cancella quanto di buono avete fatto finora. No, infatti, assolutamente, prima o dopo poteva succedere una battuta a vuoto. Diciamo che è capitato in un momento particolare perché diciamo adesso avevamo un trittico di appuntamenti che ci daranno un po' il risultato della nostra stagione, e pertanto adesso non è più, diciamo, nelle nostre mani la possibilità di restare primi in classifica. Dovremo giocarsela contro tutte le prossime avversarie, sperando appunto che comunque abbiamo questa piccola speranza che andiamo a fare lo scontro diretto a Mantova e magari riusciamo
a raddrizzare un po' la situazione. A me se non concesso, perché poi comunque dovremmo andare a giocare a Genova, che è una super squadra, come abbiamo visto ieri, ha messo in difficoltà il Mantova, che comunque poi è riuscito a portarsi a casa i 3 punti, e quello mi preoccupa un po', perché sicuramente a Genova non sarà facile. Ecco, ci ho detto, che tipo di reazione ti aspetti dalla tua squadra? Io guarda, siccome noi non abbiamo mai messo nessuna pressione, ci siamo sempre comunque trovati ad affrontare delle situazioni che man mano nel proseguito della stagione andavano sempre meglio. Io penso che i ragazzi siano tranquilli e avranno comunque voglia e motivo di dimostrare che questo è stato un incidente di percorso.